mortale all'Alba, Maestre, rientro da una festa, a perdere la vita 2 25 anni, l'autista ferito insieme ad una ragazza aveva un tasso alcolico sopra la media. Ieri sera nel Bellunese 30enne perde la vita dopo che la sua auto si ribalta. A Castelfranco furgone sbanda e finisce nella scarpata, muore 26enne padovano. Il guardrail era stato sfondato un'ora prima da un'auto uscita di strada nello stesso punto, feriti 2 ragazzi a bordo. L'ultimo saluto oggi a Cessalto, a Dritan Mecai, l'operaio 43enne morto sul lavoro 10 giorni fa, presenti anche i titolari dell'azienda in centinaia per l'addio. Caso di razzismo alla Benetton Rugby dopo lo scherzo di cattivo gusto al giocatore di origini guineane Touré oggi in campo contro le zebre. Lui e i compagni hanno indossato le maglie con la scritta No Racism. Ancora poche ore per gli ultimi regali di Natale, centri storici presi d'assalto, ma la Coldiletti stima un calo della spesa rispetto all'anno scorso. Lascia la direzione regionale dell'Inps il trevigiano Antonio Pone, che dal 1 gennaio prenderà servizio a Roma. Il 2022 si avvia a diventare per le classifiche l'anno più caldo di sempre. In Veneto la tendenza è confermata da temperature decisamente sopra la media anche per questo Natale. Buonasera e buona vigilia di Natale a tutti, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con un'ampia pagina di cronaca e con una serie di incidenti, ancora davvero tante le persone che perdono la vita sulle strade della nostra regione. Iniziamo con la tragedia che si è consumata proprio all'alba della vigilia a Mestre, al rientro da una festa, uno schianto mortale nel quale hanno perso la vita 2 ragazzi di 25 anni, l'autista ferito insieme ad un'altra ragazza che viaggiava con loro, è risultato positivo all'alcol test. Ecco l'auto come si è presentata ai vigili del fuoco nell'immediatezza della tragedia, completamente sventrata nella parte anteriore e letteralmente accartocciata su se stessa lungo tutta la fiancata destra. Tragedia questa mattina poco dopo l'alba a Mestre, in via della Libertà, poco prima del sovrappasso pedonale, quando alle 5 del mattino la Clio, con a bordo 3 ragazzi e una ragazza, tutti di Mestre Centro, al rientro da una festa nei pressi del Vega a Marghera, si è schiantata violentemente contro il muretto della carreggiata, carambolando più volte su se stessa. Schianto che non ha lasciato scampo a Riccardo Pastrello, 25 anni, morto sul colpo. Era seduto accanto all'autista. Estratto dapprima vivo dalle lamiere, non ce l'ha fatta, aspirando poco dopo in ospedale il secondo passeggero, Tobia De Ecker, 25 anni, seduto dietro sempre sul lato destro e accanto alla sua fidanzata. Quest'ultima è ricoverata in ospedale all'Angelo con l'autista, entrambi 24enni che, sebbene feriti, non sarebbero in pericolo di vita. Tra le cause dell'incidente pare l'alta velocità con l'autista che sarebbe risultato positivo all'alcol test, ipotesi per la quale potrebbe risultare in stato di fermo perché indagato per il reato di omicidio stradale plurimo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto. Un altro incidente mortale sempre all'alba di oggi alla rotatoria di collegamento tra la Castellana e la statale del Santo a Castelfranco. A perdere la vita un 26enne padovano nello stesso punto dove un'ora prima un'altra uscita di strada aveva divelto il guardrail. Un appuntamento con un destino che non lascia scampo. Solo così si può spiegare la morte di Nicolò Piva, di 26 anni, all'alba di questa mattina a Castelfranco. Perché guardando questi 2 veicoli, l'impressione che la morte abbia colpito chi era su questa Megane prevale rispetto al furgone. E invece il giovane di Loria ha perso la vita al volante di questo Ducato, mentre i 2 occupanti l'auto sono all'ospedale di Castelfranco Cittadella, gravi ma non in pericolo di vita. 2 uscite di strada cadute in 2 tempi diversi. Alle 4:30 l'auto proveniente dalla tangenziale Castellana arriva alla rotatoria con la statale del Santo. Non frena al bivio, centrando prima l'aiuola per poi volare all'interno della rotonda dopo aver sfondato questo guardrail. All'interno 2 giovani. Il conducente viene poi ritrovato all'esterno del veicolo, mentre all'interno i soccorritori tagliano la cintura per estrarre un 29enne di Loria. Viene rilevato un tasso altissimo di alcol nel sangue, anche se l'uscita di strada vista l'ora è quasi sicuramente da attribuire ad un colpo di sonno. Sul posto i vigili del fuoco e il personale di Veneto Strade provvedono a mettere in sicurezza l'area, segnalando la mancanza della protezione per poi chiudere tutte le operazioni intorno alle 6.
Mezz'ora dopo sono gli stessi pompieri che, tornando da un altro intervento, notano all'interno della rotatoria il furgone con il muso piantato. Pur intervenendo, immediatamente non possono fare nulla per il giovane conducente, deceduto probabilmente per il colpo subito contro lo sterzo che è stato tolto per permettere il recupero della salma. Dai rilievi, il Ducato bianco, prendendo la rotatoria, avrebbe curvato troppo, impattando con il guardrail qualche metro prima dell'altro sinistro. La recinzione avrebbe retto all'impatto fino al punto dove era stata divelta, facendo precipitare il mezzo in questa zona dopo un volo di oltre 6 metri. Ecco perché per Nicolò Piva questo è stato l'appuntamento con un tragico destino, come conferma il sindaco di Castelfranco, presidente della provincia di Treviso e soprattutto professionista del trasporto, giunto in mattinata sul posto. Però questo 26enne, se il guardrail fosse stato integro, forse si sarebbe salvato? Se ci fosse stato, sicuramente il guardrail avrebbe fatto la sua funzione. Non c'era perché l'ha fatta il guardrail per l'incidente prima, i due sono ricoverati ma sono salvi. Non c'era il guardrail in questo secondo incidente. E ieri sera invece nel Bellunese a perdere la vita un trentenne dopo essere uscito di strada con l'auto che si è ribaltata. Ennesima tragedia sulle strade bellunesi. La vittima è Mauro Dedea, 30 anni compiuti a maggio. Lavorava in Luxottica, era residente con la compagna Lisa al Peron di Sedico e domiciliato a Grondi Sospirolo. Lo schianto è avvenuto verso sera. Il giovane si è cappottato a bordo della sua 500 Abarth ai Fanti di Sospirolo, lungo la strada provinciale 12, nel tratto che collega Pontemas a Belvedere. Dedea stava tornando a casa dal lavoro. La vettura sportiva è finita fuori strada rovesciandosi. Il giovane ha riportato lesioni gravissime nell'impatto, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Belluno, via Spirato poco dopo il suo arrivo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco. Le cause del drammatico ribaltamento sono in corso di accertamento da parte di Polizia Stradale e Carabinieri. I funerali di Mauro Dedea saranno celebrati martedì 27 alle 15 nella chiesa parrocchiale di Massa, rosario invece lunedì alle 18 nella chiesa di Peron. E questa mattina, poco prima delle 13, nel Padovano, a Cervarese, Santa Croce, 6 le persone rimaste ferite, tra loro anche un minorenne, in un incidente che ha visto coinvolte un'auto e un furgone. Sul posto i vigili del fuoco di Abano Terme che hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato i passeggeri del furgone e dell'auto alimentata GPL rimasti bloccati all'interno dei veicoli. Tutti i feriti sono stati assistiti dai sanitari del SUEM e trasferiti in ospedale a bordo di diverse ambulanze. L'ultimo saluto oggi a Cessalto, a Dritan Mecai, l'operaio di 43 anni morto sul lavoro 10 giorni fa, presenti anche i titolari dell'azienda. In centinaia per l'addio, mentre l'inchiesta per omicidio colposo va avanti. Bravo, 20 anni che era là del lavoro. Guarda che tocca. Un dolore profondo ma composto, accompagnato per le vie di Cessalto il feretro di Dritan Mecai, l'operaio 43enne morto alla Corvezzo Vaineri 10 giorni fa. Fatali le esalazioni di una cisterna per il vino che l'uomo stava manutentando, fatti sui quali sta indagando la procura con Spisal e Carabinieri sotto inchiesta per omicidio colposo i titolari dell'azienda dove Dritan lavorava da quasi 20 anni. Anche loro presenti alla cerimonia, prima la benedizione nella chiesa parrocchiale, poi per la tumulazione al cimitero. Questa è una tragedia anche per loro. È normale, dopo tanti anni che si lavora in un posto si crea l'affetto, la socialità di una famiglia, una piccola azienda, quindi è normale che per loro sia un familiare. Tutti si sono stretti alla moglie e al figlio di 11 anni, compresi i compagni di classe delle scuole medie e del calcio Cessalto, centinaia di persone in una vigilia di Natale segnata dal lutto. Molto triste per Cessalto, un'intera comunità, quella albanese e quella italiana, a piangere la scomparsa di Dritan e dargli il giusto saluto. Un ragazzo, un giovane uomo che aveva scelto Cessalto per vivere, per far crescere la propria famiglia. Era un bravo ragazzo, un lavoratore, ci conosciamo da tanti anni e niente, siamo rimasti tutti male.
Tra gli amici di Dritan anche Giorgio, il sacrestano del paese, che torna quel maledetto mercoledì mattina e ha una telefonata mancata. Avevo chiamato, era le 10:30 così, perché mi avevano detto che era calato l'elicottero lì alla cantina e volevo sapere cosa era successo. E questo posso dire solo. Il telefono suonava a vuoto. Il telefono suonava perché non mi rispondeva, poi ho chiamato un altro dipendente là e mi ha detto che era successo questo. Aiutava tutti, sì, in parrocchia qualche volta, anche lui ci dava una mano, il calcio, su tutto. Guardi, è una cosa... Non ho parole, mi dispiace. Lo Stato non tutela chi va sulle due ruote. La grave denuncia che aleggia e rimane dopo il funerale del campione di ciclismo ieri, Davide Rebellin. Lonigo, in molti si sono uniti all'appello perché vengano introdotte norme più severe. Spenti i riflettori sul funerale di Davide Rebellin, riecheggia la rabbia e il dolore espresso da più parti ieri per il modo in cui il grande campione di ciclismo è morto, in attesa dell'esito ufficiale dell'autopsia e dell'inizio del procedimento giudiziario. In molti hanno sottolineato la pericolosità delle strade italiane per i ciclisti. Secondo l'Istat, ogni anno muore più di una persona ogni 2 giorni, una media annua di 217 persone dal 2018 al 2021. In molti paesi europei vige la distanza minima di 1,5 metri per sorpassare una bicicletta. Gli altri stati l'hanno recepita subito come un'occasione di civiltà. In Italia sembra che il problema non esiste, però insomma 200 morti là, non lo so se il problema non esiste. Insomma. La speranza che chi può agire perché le cose migliorino lo faccia, perché la Spagna insegna. In Spagna ci sono 23 morti all'anno, nel codice della strada va inserito il segnale di pericolo con il 1,5 metri di distanza e poi si comincia dai bambini a insegnare alle elementari, alle scuole. Rebellin mi ha fatto diventare la paura, so cosa vuol dire essere sulla strada con i camion che ti passa vicini. Ho un sistema, vado via come mi diceva il maestro nostro qua per Esavento, sulla striscia bianca una spanna, specchietto sempre, però... È da veramente diversi anni che si chiede una regola, questa strage di ciclisti, che non è solo un Davide che è morto o Michele Scarponi, ma ci sono un sacco di ragazzi, madri, figli, amici, insomma, quindi dove stiamo andando se usciamo di casa e non siamo tutelati, non siamo sicuri di vivere? Incendio nella notte a Vigonovo, i 4 componenti di una famiglia sono rimasti leggermente intossicati e presi in cura dai sanitari del SUEM. Sul posto sono intervenute anche 2 squadre dei vigili del fuoco da Mira e Padova. Le fiamme hanno distrutto la cucina e creato danni a causa del fumo in tutti i locali. I tecnici al lavoro per individuare le cause che hanno scatenato il rogo. Ieri mattina c'è stato un incendio all'interno dell'inceneritore di Padova, San Lazzaro, e c'è preoccupazione tra i cittadini che da tempo si battono contro il previsto potenziamento dell'impianto. Cittadini padovani in allarme venerdì fin dal mattino presto per il fumo e gli odori in uscita dall'inceneritore di San Lazzaro in viale della navigazione interna. Un incendio si è sviluppato nella fossa di combustione della linea 3 del rifiuto secco. Noi siamo preoccupati al massimo perché l'autocombustione sappiamo che è un incenerimento. La terra dei fuochi ce lo dice chiaramente, quando c'è un incenerimento cosa significa? Significa che si sviluppano delle sostanze cancerogene che qui sappiamo benissimo c'è la diossina, il PCB e anche i famosi FAS. Perciò noi l'unica soluzione è quella di eliminare più possibile il rifiuto. Questo episodio, rincara in una nota il comitato, mostra ancora una volta l'inefficienza del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti a Padova, dove la stessa azienda controlla sia la raccolta che l'incenerimento, in palese conflitto di interessi. Padova è al penultimo posto in Veneto nella differenziata, 60% contro gli oltre 80% di Treviso e Belluno. Allora si chiede il comitato perché
potenziare l'inceneritore con la progettata nuova quarta linea. Per i cittadini invece ci sarà questo grosso problema, che da 150 a 160 mila tonnellate all'anno che si bruciano attualmente si arriverà a 220 mila tonnellate all'anno. È ovvio, logico che bruciando di più ci sarà un aumento dell'inquinamento. Benetton Rugby in campo in occasione del derby contro le Zebre di United Rugby Championship con la scritta No Racism sul retro della maglietta, un segno da parte della società dopo la vicenda che ha visto protagonista Cherif Traoré. L'annuncio in un post su Instagram con le foto, le avete viste, di alcune delle tenute da gioco nello spogliatoio prima dell'incontro allo stadio Monigo di Treviso, il cui pubblico ha tributato un'ovazione a Traoré al suo ingresso in campo. L'azzurro originario della Guinea nel corso della cena natalizia del club aveva ricevuto come regalo di cattivo gusto una banana e aveva quindi denunciato l'accaduto via social, ottenendo una grande solidarietà. Nonostante la tradizionale frenesia degli acquisti dell'ultimo momento, Coldiretti prevede un calo del 7% per le spese di Natale dei vicentini. Il presidente Martino Cerantola lancia un appello sui criteri di risparmio. Il pericolo che stiamo correndo al di là del cibo sintetico è quello che magari negli scaffali ci possa essere del falso made in Italy in particolare. Di conseguenza bisogna prestare molta attenzione nel momento in cui si acquista il prodotto, e io dico sempre perdiamo qualche minuto in più, leggiamo le etichette per essere sicuri di acquistare un prodotto vero made in Italy del territorio. L'appello di Coldiretti ai consumatori che, anche nella frenesia degli ultimi acquisti per pranzi e cenoni, non abbassino la qualità degli alimenti al di sotto del limite di guardia. Quest'anno per le spese degli acquisti natalizi Coldiretti ha previsto una media di 177 euro a testa, con un calo del 7% rispetto allo scorso anno. Un calo dovuto principalmente alla crisi economica, con l'aumento dell'inflazione e i rincari in bolletta legati alla guerra in Ucraina, cause che hanno spinto i prezzi di frutta e verdura a schizzare verso l'alto. C'è stato un aumento dei prezzi, ma dobbiamo tenere ben in considerazione che a livello di agricoltori e di allevatori i prezzi per le materie prime sono aumentati ante guerre da novembre del 2021 in poi abbiamo avuto la guerra, anzi abbiamo la guerra che ci ha portato comunque a un aumento indiscriminato del settore energetico. In questo momento deve essere tenuto in considerazione che il prezzo è importante, sì, ma mantenere le aziende agricole nel territorio è fondamentale, perché con gli aumenti dei costi corriamo il rischio di avere aziende che chiudono, per cui un territorio che corre il rischio di essere abbandonato e non più coltivato. Intanto Treviso, come tanti altri centri storici, presi d'assalto in questa vigilia per gli ultimi regali. Treviso è sempre bellissima, io sono trevisana, sono nata in Piazza del Duomo, adesso abito a Quinto, però morirò qua in Piazza del Duomo. 55 anni che sono qua. C'è Conte che è bravissimo, a me piace moltissimo quel ragazzo, come un figlio, sì, gli voglio bene. La signora Vittoria da queste parti è un'istituzione e forse è lei dal suo banco di dolciumi a certificare il successo del Natale trevigiano, finalmente riaperto e libero. A confermarlo anche il conducente del trenino elettrico che sta facendo la spola tra gli angoli più belli della città. Innanzitutto il tempo che ci è favorevole. La temperatura è mite e la gente vedo che è molto interessata, soprattutto in centro qua a Treviso. È un bel Natale. Bambini e ragazzi che restano i protagonisti, ciascuno con le proprie aspettative, i propri piccoli grandi sogni. Stare con la mia famiglia e stare con le persone che non vedo neanche da tanto tempo. Da Babbo Natale voglio non mi ricordo più. Voglio una bambola, un tablet e e le cuffie. Immancabile dunque la corsa all'ultimo regalo, anche questo un rito. Cerchiamo di prenderci sempre a inizio dicembre, ma alla fine tra una cosa e l'altra ci si riduce sempre all'ultimo. Ecco, condividi. Sì, certamente. In piedi da stamattina alle 7:15, tirarla giù dal letto, poi si va in giro. Ultimo rush. Ultimo rush finale e ci siamo. Anche lei la vedo vestita proprio a tema festa, il Natale lo sente. Certamente. Certo, il caro bolletta pesa anche sotto l'albero. Si sente
La guerra, il rincaro bollette, prima la pandemia, non ce ne sono più tanti da spendere. E quindi anche per la solidarietà magari. Soprattutto per la solidarietà. La parola però più pronunciata, almeno in questa vigilia, sembra ripartenza. Quest'anno si spendono anche qualcosa, non ci si può lamentare, ecco. Allora buon Natale. Grazie altrettanto, a tutta Antena 3. E a proposito di auguri. Auguri a tutti, di buon felice anno nuovo, tutte le feste, di cuore. Buon Natale! Buon Natale! Lascia la direzione regionale dell'INPS il trevigiano Antonio Pone, che dal 1° gennaio prenderà servizio a Roma. Il trevigiano Antonio Pone, attuale direttore regionale dell'INPS, lascia Venezia. Andrà a ricoprire un nuovo incarico a Roma, come annunciato in diretta ad Antena 3. Lascerò il Veneto, è un mandato che si chiude dopo 3 anni. Sono stato nominato da direttore generale, direttore centrale entrate, quindi curerò tutta la raccolta contributiva dell'istituto. L'istituto, forse non tutti lo sanno, è il secondo bilancio dopo quello dello Stato e nulla di quello che facciamo si può fare senza una raccolta contributiva. Per Pone una nuova sfida professionale, anche se assicura manterrà il legame con il territorio veneto che ha contraddistinto i suoi 3 anni alla direzione regionale. Il direttore generale ha ritenuto di nominarmi direttore centrale entrate, quindi mi ha affidato questa responsabilità e anche mi ha nominato il suo vicario, però non perderò certo di vista il Veneto, il mio Veneto. Da buon trevigiano avrò sicuramente un occhio particolare per tutto ciò che accade qui. L'avvicendamento alla direzione regionale dell'Istituto di Previdenza scatterà dal 1° gennaio, quando a Venezia, alla guida della sede dell'ente, arriverà Filippo Pagano, 49 anni, originario di Lecco, proveniente dalla direzione centrale entrate. L'istituto ha tra i suoi doveri istituzionali quello dell'inclusione, quello di essere aperto, e il dottor Pagano lo saprà fare, credo, davvero al meglio, quindi sono molto sereno sulla figura del mio successore. Aumenti delle bollette che colpiscono duro anche piscine e palestre, numerose anche nella Marca quelle che resteranno chiuse in queste settimane di festa, e a Valdobbiadene ci si ingegna per risparmiare. Per rispondere positivamente al caro energia, i ragazzi dei corsi nuoto delle piscine comunali di Valdobbiadene al saggio di fine anno ci illuminano con le candele al posto dei fari e muovono l'acqua con braccia e gambe al posto dei sistemi di ricircolo dell'acqua. Sarà un momento difficile, ma nessuno toglie l'entusiasmo e la passione a questa grande famiglia. È il posto del sindaco Luciano Fregonese, che mostra la voglia di andare avanti nonostante gli aumenti che mettono a rischio anche gli impianti sportivi come palestre e piscine. Così si spengono le luci e ci si ingegna usando dei faretti in testa pur di tenere aperte le strutture. È Pierpaolo Longo di Assonuoto a fotografare con i numeri la situazione. Nel novembre 2019 la bolletta del gas per la sua piscina era poco meno di 4.000 euro, 6.000 euro nello stesso periodo dell'anno successivo, costi lievitati ad oltre 18.000 euro a novembre 2022, aumenti che lo hanno portato ad una scelta sofferta. È il primo anno chiudo anch'io dal 25 al 9. A novembre, aggiunge Longo, viste le bollette, si era ipotizzata addirittura una chiusura per tutto il mese di gennaio e febbraio. Contenti dei flussi, ma soprattutto delle richieste della nostra utenza, ci siamo limitati ai 15 giorni, 3 settimane, perché alcuni impianti. Altre zone, tipo il Padovano, ha deciso di chiudere un pochino di più, ma hanno una concentrazione di impianti che riescono a garantire il servizio. Nella periferia gli impianti sono un po' più disseminati, per cui fanno forza nel tenere aperta, perché la voglia di lavorare c'è. Il 2022 è destinato a diventare per le classifiche l'anno più caldo di sempre, e anche per questo Natale si annunciano temperature decisamente fuori stagione. Si scrive Natale, si legge Pasqua o giù di lì, almeno dal punto di vista meteorologico. Già, perché il 2022 si avvia a diventare per le statistiche l'anno più caldo dal 1800, e dopo le nevicate e le gelate di novembre e dicembre è arrivato anche sul Veneto l'anticiclone, che porta in dono un bel pacchetto di temperature ampiamente sopra la media, con tanto di fiocco rappresentato da nuvolaglia persistente su Natale e Santo Stefano, e forse qualche goccia nei giorni successivi. L'ondata di caldo porterà la colonnina di mercurio a massime di oltre 13 gradi, con le minime che non sono affatto interessate a scendere sotto i 7 gradi.
gradi. Probabilmente avremo a che fare con cieli forse un po' più grigi, determinati dalle nubi basse, quindi da alti tassi di umidità e inquinanti sulle zone pianeggianti, con nebbie che forse potranno persistere anche durante il giorno sulle medie e basse pianure, forse anche un po' più su, e con temperature che continueranno ad essere sempre sopra le medie. Anche in montagna, dove si scende sotto lo zero di notte con picchi fino a 10 gradi durante le ore più calde, la faccenda è piuttosto anomala e sono in molti a monitorare con grande apprensione lo strato di neve caduto nelle scorse settimane, che va sciogliendosi. E quella poca neve che ci sarà nelle prealpi soffrirà e probabilmente con il passaggio di questi giorni, andrà man mano fondendosi. Le prospettive non sono buone né sul versante delle temperature né su quello delle precipitazioni. Fino a Capodanno, infatti, non è prevista una pioggia degna di questo nome e di fiocchi neanche a parlarne. Una situazione veramente di blocco più totale, con assenza di precipitazioni, purtroppo soprattutto nelle zone prealpine esposte a sud, con una quasi totale assenza di neve, e questa situazione, ripeto, anche per i giorni poi a seguire non dovrebbe tendere a sbloccarsi più di tanto. E adesso andiamo ad ammirare il presepe artistico di Sant'Eulalia. Ecco il presepe artistico di Sant'Eulalia di Borso del Grappa, allestito nel centro parrocchiale del paese accanto alla canonica. Quello che vedete è ambientato in Val Pusteria e gli edifici che potete osservare sono tutti realmente esistenti. Gli edifici che si possono ammirare in questo presepe sono stati realizzati proprio da lei. Sì, diciamo che durante il lockdown nel 2020, nel febbraio, io ho fatto il liceo artistico prima di entrare in seminario. Siccome non sapevo che cosa fare, perché eravamo tutti chiusi dentro, mi sono messo con polistirolo, cassette della frutta, della verdura, tutto quello che ho recuperato a costruire queste casette. Il presepe artistico di Sant'Eulalia si può visitare tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 9 alle 18 e poi sino al 31 gennaio, sabato e domenica dalle 15 alle 18. E anche da Don Manuel arrivano gli auguri per questo Santo Natale. Io auguro davvero a tutti gli ascoltatori, i telespettatori anche di Rete Veneta, un sereno e felice Santo Natale di Gesù, vorrei sottolineare, perché noi celebriamo Gesù Cristo che nasce e questa è la nostra gioia più grande, portare nel mondo questa luce, e che spero davvero che questa luce di Cristo illumini anche tutti i vostri cuori. E mi unisco, faccio a tutti quanti davvero tanti auguri per un sereno Natale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie ancora per averci seguito e buona serata e buon Natale. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Benvenuti al Meteo. Giornata di festa con l'alta pressione che garantisce ancora tempo stabile. Il dettaglio di domenica 25 dicembre. Sul Veneto in montagna avremo cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. In pianura ancora presenza di foschie, nebbie e nubi basse di mattina, solo in parziale attenuazione con il passare delle ore. Temperature in lieve aumento, minime tra 3 e 6 gradi, massime invece comprese tra i 9 e gli 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, cielo prevalentemente coperto anche qui con possibili deboli piogge a carattere sparso, specie sulle zone orientali della regione. Temperature minime tra 3 e 9 gradi, massime sui 10-11 gradi. Infine vediamo il contesto del Trentino Alto Adige, che sarà maggiormente soleggiato, solo con qualche annuvolamento, addensamento innocuo. Temperature minime intorno allo 0-3 gradi, massime sui 4-7 gradi all'incirca. L'aggiornamento meteo per ora termina qui. A tutti voi gli auguri di un buon Natale. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.